Insieme a me c'è Salvatore Benigno, presidente CAFC Udine. Abbiamo parlato dell'acqua che verrà. Uno dei temi più importanti del futuro è sicuramente quello della siccità. Come state affrontando questa emergenza e quali sono le azioni intraprese da CAFC Udine? Allora, ci muoviamo in un contesto estremamente delicato, perché anche quest'anno, fino alla fine dell'anno, è stato prorogato lo stato di emergenza da parte della Protezione Civile Nazionale proprio sul tema dell'emergenza idrica. Assieme agli altri enti gestori, ma anche noi nel nostro territorio, ci stiamo muovendo con delle progettazioni diciamo così emergenziali per cercare di alleviare quello che può essere stato e ci sarà purtroppo anche nella prossima estate di estrema tensione delle risorse idriche. Il cambiamento climatico e il legame con l'acqua ormai è un dato di fatto. Ci alterniamo dei momenti di grande siccità, dei momenti di precipitazioni intense. Proprio in questi giorni abbiamo avuto l'alternanza sole e pioggia, ma è una pioggia di grande intensità e in poco tempo, quando invece necessiteremo di avere delle piogge di lieve intensità più prolungate nel tempo per dare possibilità alle falde di ricaricarsi. Purtroppo questo non avviene, per cui dobbiamo avere delle progettualità di emergenza, tipo dei serbatoi, degli interventi diciamo così di breve cabotaggio per cercare di alleviare l'eventuale tensione che ci può essere a livello idrico. L'obiettivo comunque macro è quello di aumentare la resilienza delle reti, quindi abbiamo un master plan acquedotto, una sorta di piano regolatore dell'esistente che permette di linkare tra di loro i vari enti gestori e cercare di avere dei meccanismi di backup, cioè quando un ente gestore è in difficoltà un altro collega ente gestore entra in esercizio e garantisce la continuità dell'erogazione idrica. Grazie allora Presidente, ci sarà la giornata mondiale dell'acqua il 22 marzo e quindi chiudiamo con un appello a tutti a ricordarsi che è importante preservare questa risorsa. Certamente sì, preserviamo questo oro blu che è la nostra ricchezza e la nostra vita. E ringraziamo allora Salvatore Benigno che è stato con noi e con il quale abbiamo anche commentato proprio il convegno L'acqua che verrà. Io vi invito anche a dare un'occhiata ai nostri social, al nostro canale YouTube, il nostro sito radio.0.it dove lo trovate sicuramente in primo piano, perché abbiamo appunto dedicato un servizio all'intero convegno e abbiamo parlato anche di quelli che saranno i progetti dei 7 gestori del servizio idrico integrato del Friuli Venezia Giulia che appunto si sono riuniti e coordinati nella rete Smart Water Management FVG. Mi raccomando, non mancate domani giornata mondiale dell'acqua, parleremo ancora di questa risorsa importantissima e di quello che si sta facendo in regione proprio per tutelarla e gestirla al meglio. Vi aspetto domani alla stessa ora.